Prova la luce buona. La luce è buona. L'audio è sempre stato un problema. Doppiemo. Quindi? Dammi via che fa un intro. Via. Ragazzi, siamo qua sulle tracce di Elio Vighini, detto il profeta, che per chi non lo conoscesse basta digitare Inter su Google e come ricerca viene fuori, forse cercavi Elio Vighini, tra parentesi Sanguinetto. Perché qua che me lo faccio pagare da bere intanto, perché l'Inter l'ha vinto, ma soprattutto volevamo sentire le stronzate che ha da dirne. Motivo per cui non si vede in giro dal momento della due giorni vittoria. almeno, ma lo abbiamo individuato là in fondo. Potrebbe essere quello là, quello vestito di bianco. Esatto, se hai il capello lungo e malconcio potrebbe essere lui. Ora andiamo a verificare. Girati. Elio, facciamo il video. Elio. Facciamo il video. Adesso io con te. Adesso davanti lo capisci il posto. Adesso vedremo che mai è chi che fa. Io metterà il Rio, la cupa e lo mette il Rio. Che stava perché la gara è ricca e la ciappa in grande. Avevi fatto il triplé. 100 anni di storia vecchiata. Campion Le Ague, bravo. Vediamo. Se ne dà. No, medio, magari gli manda di bravo, signora. Ma dov'era Elio? Quando si abbiamo visto ieri sera l'erano Matteo Magnari. Sai che ce l'ha lì da Matteo? Altre due finali, una al vinto Prima che era Super Cup e la 20 la passata a te. La 20 aveva la forza che l'Atletico Madrid che non ha vinto la Coppa UEFA lo voglio mettere alla meglio poi l'Intercontinentale di lei fa finire anche che quattro squadre allora si chiama Intercontinentale, quindi se no dovrebbe essere Atletico Continentale, se non le gusta l'Intercontinentale e lei adesso è il torneo per club, però come cazzo si chiama? Il mondiale per club. Quanto è Intercontinentale? no, via. Questo è il personaggio, devi uguali. tutto questo ed altro solo a Sanguinetto di Verona. Una birra.